Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e sa la nostra. Eccoci qua, ben trovati a tutti, ciao Federica! Ciao, buongiorno a tutti! Mamma mia che sorriso smagliante, hai speso tanti soldini dal dentista pure tu, sappiamo qualcosa e quindi ci teniamo a farvi vedere i nostri denti, ma ci teniamo altresì a proporvi una nuova ricetta, oggi un po' dal sapore mediterraneo possiamo dire. Esattamente! Perché ci sono i fusilli con melanzane e la salsiccia, e zafferano. Questa è interessante. Anche questa molto veloce, devo dire che sono tutte svelti da fare. Fusilli nella quantità che lo ritenete Cubi, opportuno. quanto basta? Cubi, poi melanzane, un po' di salamelle, salsiccia, poi pezzettini, lo zafferano. Bravo. E poi che serve ancora? Fammi vedere la panna, sale, olio e tutti i condimenti. Sale, olio e pepe come vi piace. Buono. Esatto. Bene. Allora, abbiamo con la nostra ricetta. Melanzane gundetai alle scettette a cubetti. Le metto in una bella pignata e le fom frigola. No, che sto? Le fom frigola. Dismè che fischia chi? Frigolare e fischiare, la so questa. Frigolare mio di fischia. E sai cosa vuol dire frigolare? Sì, ma non te lo dico. Non lo so. Le mio di fischia. Non lo so. Mi ha chiesto. Guarda qui, Claudia e Marta. Marta, sì, Marta. L'età non ve le chiedo perché. Non te lo dirai mai, non te lo dirò mai. Giovani. Non te lo direi. Diciottenni però. Sì, maggiorenni sì. Maggiorenni. E le maggiorenni conoscono un po' il dialetto? Voi siete di Brescia? Sì, sono di Brescia, sì. Conosco. Siamo di Brescia. Frigolà, che cosa può essere? Soffriggere. Ah, ma lo conosci davvero? Anche tu dicevo qua. In pentola, Che? Ah, la pentola questa. Pareva una minaccia. L'olietto. Voi sei cuoca, ve ne intendete un po', sapete preparare da mangiare? È il mio lavoro. Allora, certo che lo sa. Qual è il piatto che ti riesce meglio, Marta? Secondi di pesce. Cosa impegnativa? Sì. Anche il mio. No, lei è negata, lei è negata totalmente, lei è negata. Ma c'è la possibilità di assaggiare una tua specialità di pesce quando si potrà, quando le cose si riapriranno? Quando si potrà ti inviterò dove lavoro e faremo una cena. cena. Quindi poi devo passare alla cassa a pagare, quindi. E poi è ovvio, minimo. Poi stiamo facendo merenda, eh? Sì, Bravo, che Dio la benedica. Gelato, sì, insomma, la stagione è questa, per fortuna. Che gusti ha preso? Liquirizia e caffè arabica. Mazza, ci trattiamo bene, non crema al cioccolato, proprio andiamo sul sofisticato. Sì. Senta, ma lei come si chiama? Beppe. Beppe Giuseppe, però Beppe. Sì, Giuseppe è troppo lungo. Sfregolà, che significa secondo lei, caro Beppe? Ha a che fare col gelato? Fregolà o sfregolà? Secondo me no. No. Quindi che attinenza può avere? Olio, frittura o tutt'altra roba? Io lo so. Lei fa qualcosa in casa? Si prepara da mangiare? Sa cucinare? Qualcosina faccio. È nuovo strapazzato? Ma anche qualcosa un po' più complicato. Vabbè, ma allora lei è sposato? No. Da sposare, Adol Beppe, che bel gelatone che le dri a mangiare, come ce l'ha visto? Bravo, Ma il goto un monte. Lui sì, Beato può lì. permettere, ma sto sfregolà allora? Fregolà vuol dire friggere. Ah, ecco, quindi va a far fregolà, va a farti friggere. Bravo, quindi va a far fregolà. Allora, non quindi userò al momento opportuno con una persona che... Se la persona lei la so me la mando. Allora, melanzane, tagliom a cubetti e le fon sfregolà con l'olio, la sal e il per. Quando è belle sfregolate, a parte, non ho troppa padellina, non ho troppo casseruolo, fonna la salsiccia. La salsiccia, da sentito tu chi lì, non ho impegnati, la fon fregolà a pochelo. Tutto fregolà. Quando le ha poste, la nostra salsicina la mettiamo insieme alle melanzane, la somei, le amalgamo un bè
E dopo che metto dentro la panna e il zafferano, che erano gli ingredienti, ok? Fon boer la nostra pegnatura di acqua per far boer la pasta corto. A piacere, sarebbe i fusilli perché la ricetta è dei fusilli, però nel caso che facciamo, ma io dovremmo... con i miei fusilli mezze penne via, ok, sarei con i fusilli perché i gasta me, però vabbè, sarei sempre che il de prima del set e dell'altro Valtrompia. Metto la panna, il zafferano, amalgamonte bene, quando la pasta è cotta, metto un tetano della padella del nostro sugo, amalgamonte e la nostra ricetta fusilli con zafferano e salamella o salsiccia e melanzane è pronta da servire ai commensali. Ah, sì signora. Ma senti, ma tu queste cose le prepari a marito tuo? Lui è contento? E certo che le fa. Lo fai conoscere un giorno? Ma certo. Sì. E il passare a piedi alla porta, poi ri però. Per quale motivo? Ma dico... Ah, no, credevo. Vabbè, adesso basta, chiudiamola qua. Vi salutiamo, grazie, alla prossima. Ciao. Arrivederci.